Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo speciale di friulitv.net, la marcia della sostenibilità che si terrà sabato 11 settembre nella splendida cornice della foresta di Tarvisio. Allora andiamo a vedere chi sono i nostri ospiti. Oggi abbiamo un ospite in più, una new entry rispetto alla diretta di lunedì scorso. Vado a salutare innanzitutto Marco Piemonte. Buon pomeriggio Marco. Ciao Omar, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Arianna Geronzi da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Omar, come va? Grazie per l'invito. Siamo felici. Grazie. Dario Ruggero invece che la new entry rispetto alla volta scorsa, ha collegato con noi anche lui in live streaming, perché abbiamo Marco, Dario e Arianna, perché sono coloro che hanno messo in piedi il progetto, e allora chiaramente andiamo a capire a poche ore, a pochi giorni, insomma, dal via di questa importante iniziativa, la marcia della sostenibilità, che metterà, insomma, come si dice in gergo tecnico, i ferri in acqua per cercare, insomma, di parlare di qualcosa di importante. E allora, diciamo così, per fare il primo giro passo la parola a Marco, che è un po' colui che ha trovato in un certo senso la location, no? Come si dice in questi casi, per capire da te, Marco, quali sono le ultimissime intanto. Grazie Omar, grazie per la parola. E le ultimissime sono che lo staff, questo meraviglioso staff, che non è completo oggi qua perché manca Domenico Di Rosa, e diciamo lunedì sera si è riunito fino a oltranza proprio per chiudere l'agenda degli interventi che porteremo così sabato alle persone che aderiranno a questo evento. La cosa meravigliosa è che l'altra volta magari non ho parlato è anche al di là diciamo, dell'evento sfilata, che è meravigliosa in termini di cornice proprio naturale, e se parliamo di moda sostenibile in questo senso, e forse è bene parlare anche dell'associazione AVI, quindi l'Associazione Ventriloqui Italiani, che ha deciso di partecipare a questo evento, e qua troviamo nomi come il presidente Samuel Berletti, che peraltro io già conoscevo ai tempi di quando c'era ancora il buon Corrado in TV, Canale 5, quindi un personaggio che si è visto più volte in TV, e porterà con sé anche diciamo un socio fondatore dell'AVI, che è Peter Svetina, diciamo, è friulano, quindi anche lui una stella emergente nella ventriloquia. E poi naturalmente diciamo che questi ventriloqui, questa associazione sta mandando dei video dove si possono trovare attraverso la pagina dedicata alla marcia della sostenibilità, quindi ventriloqui che hanno vinto diciamo programmi come Tu sì che vales piuttosto che Italia's Got Talent, e saranno con noi sabato e quindi parteciperanno. Al di là di tutto, io darei la parola, se non altro, ai miei due colleghi adesso. Nello specifico direi anche Dario Ruggero, che è la prima volta che è qui, e poi fra l'altro teniamo presente che sia Arianna, che diciamo così è in collegamento dalla capitale italiana, e Dario Ruggero dalla meravigliosa Napoli, e quindi la parola è tutta a loro. Abbiamo unito tutta Italia in questo momento, perché io sono nella sede di Zoppola, nel Friuli occidentale di Friuli TV, mentre l'altra volta mi trovavo nell'altra sede nostra operativa, che è a San Giovanni Ratisone, dunque nel Friuli orientale. Insomma, abbiamo unito l'Italia con un colpo di click, insomma, in un certo senso. Allora, esatto. Arianna, prima di passarti la parola, andiamo a conoscere un attimo Ruggero, perché l'altra volta
non era dei nostri, come si dice. Allora, giusto una battuta, un saluto da parte di Ruggero e poi ripasso la parola ad Arianna per andare anche con lei a capire quello che è il suo ruolo all'interno di questa manifestazione. Innanzitutto buon pomeriggio Ruggero. Ciao, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito. Diciamo che io mi occupo di sostenibilità da più di 10 anni, non per professione ma per passione, però la passione è quello che conta. Diciamo che conosco Marco da diversi anni e abbiamo collaborato su diversi progetti. Questo della Marcia della Sostenibilità in particolare mi ha sempre entusiasmato dal primo momento. Questa è la seconda edizione, la prima edizione non l'abbiamo organizzata insieme, questa è la prima volta che lo organizziamo insieme, ma dal primo momento in cui Marco me ne ha parlato l'ho ritenuta veramente una cosa d'impatto, un evento d'impatto, diverso da tutti gli altri eventi. Poi magari spiegheremo perché, ma è un evento particolarmente originale. Certo. Allora, grazie a Dario e poi come ha detto andremo a conoscere bene anche il suo ruolo. Adesso la parola va a Roma, ad Arianna Geronzi, per capire quello che sarà il contesto a lei riservato all'interno di questa bella giornata, ripeto, che si svolgerà sabato 11 settembre. Giustamente qualche amico mi ha scritto in privato, noi abbiamo messo la data di domani perché noi siamo più avanti rispetto agli altri, ho messo già il 10 di settembre, invece oggi è il 9 settembre giustamente, ma ripeto, noi siamo avanti e allora vogliamo fare, come si dice, 24 ore in anticipo quello che penseranno gli altri 24 ore dopo. Allora Arianna, a te la parola. Eccoci. Buonasera Omar, grazie dell'introduzione, grazie per questa bella opportunità. Siamo qui, io sono ancora a casa a Roma, ma sto preparando le valigie perché devo salire e mi ricongiungerò al mio socio Domenico Di Rosa, che purtroppo non è potuto essere presente oggi, ma magari poi, visto che so che ti collegherai, avrai modo di conoscerlo. Certo. Ecco, Domenico è un fashion designer giovane, veramente creativo, e saremo con lui grazie a Marco e a Dario sulla passerella. Abbiamo organizzato questa sfilata, un eco defilé in alta quota, e sarà la prima volta per noi, ma sarà la prima volta anche per il Friuli, di cui sei tu portatore di notizie e di news. Allora siamo felici di condividere con te e con tutti i tuoi spettatori e follower questa meravigliosa opportunità. A noi piacciono le imprese complicate, perché devo dire che c'è stato un bel impegno dietro. Sembra tutto molto facile, ma è più facile a farsi che comunque nell'organizzazione serve sicuramente un overview. Allora avevamo il nostro uomo in loco, Marco, e gli abbiamo dato un bel da fare. Ecco, certo. Ci piace fare cose. Tra l'altro, permettetemi una comunicazione di servizio per gli ospiti, visto che prenderete, immagino, l'autostrada, verrete muniti d'auto fino alla Val Sais. Ecco, attenzione perché ci sono dei lavori in corso tra Gemona e Tarvisio e dunque c'è il rischio di trovarsi incolonnati in autostrada, giusto così per... Speriamo di no. Omar, ecco, se no poi ti chiamiamo, se ci fermiamo, chiamiamo e facciamo una live chat, visto che saremo direttamente dall'autostrada. Dall'autostrada, perché spesso si producono anche dei contenuti, no, per creare hype, e noi faremo questo viaggio. È un viaggio bello perché andiamo a ricongiungerci con i nostri amici che sono su montagna. Per noi è la prima volta, diciamo che io sono una donna di mare, cioè nel senso sono qui a Roma a 20 minuti dal mare e per me è un bel viaggio, sicuramente come pure per Dario che anche lui è in zona marina. Ok, quindi sarà molto bello, abbiamo i nostri amici che ci supportano, abbiamo messo in campo una squadra veramente di persone meravigliose, responsabili, professionisti etici che veramente vogliono fare la differenza, e siamo qui veramente con grande forza, pronti a far mostrare poi questi brand che hanno una storia incredibile di innovazione,
come tu ben sai ci vuole tanta applicazione per creare una moda sostenibile. La moda sostenibile non è una moda facile, perché questi capi vengono fuori da uno studio, c'è una preparazione, un design, e di questo poi ne parleremo più avanti. Poi sai Omar, tu che condividi le live con noi, oggi pomeriggio poi andiamo di nuovo in live stasera per il nostro format fashioning, e intervistiamo una meravigliosa stilista emergente che ha fatto anche delle bellissime opere e partecipa attivamente alla moda. Certo. Ecco, quindi Senti, questo è il nostro stilisti, permettimi, gli stilisti come stanno rispondendo, anche quelli della vecchia guardia, per usare un gergo tecnico, come stanno rispondendo a queste iniziative ecosostenibili? Allora, c'è un'attesa, e poi, sai, poi qualcuno magari non ti dice direttamente di essere interessato e valuta, quindi si prende un tempo. Tu lo sai, Omer, che quando inserisci un'innovazione c'è anche chi l'adotta subito, e quindi si chiama early adopters, e poi c'è tutta diciamo, la folla e chi piano piano utilizzerà questa innovazione. Quindi all'inizio è più complesso, e ovviamente la moda lenta rispetto al fast fashion lavora in maniera diversa. Quindi non c'è una produzione di massa, e quindi avremo dei capi che abbiamo studiato insieme proprio ai designer, proprio per mostrare il meglio. Abbiamo dei capi anche molto particolari ideati dai ragazzi che stanno studiando ancora in accademia. Quindi abbiamo riunito veramente il meglio e l'avanguardia della moda sostenibile italiana, proprio per portare su in montagna questa opportunità, e siamo contenti. Quindi Omar, avremo piacere che Confartigianato, Confagricoltura e Confindustria apprezzi questo sforzo creativo ed organizzativo, che non è da poco, vero Marco? Dici un po' la tua, che sei in loco. Assolutamente sì, diciamo che non c'è stato permesso, ma proprio per il fatto che noi non pensavamo di avere un'accelerazione tale, e questo lo si deve effettivamente anche a Fashioning, che ha attirato veramente dei brand importanti nell'ambito della moda. Quindi diciamo così, l'anno scorso, come ho detto, l'evento era un eventuccio, quindi più un pranzo di famiglia, diciamo, no? Per divulgare le opportunità della sostenibilità. Invece quest'anno veramente abbiamo dato prova che la cosa interessa assolutamente, quindi già stiamo discutendo, come ho detto anche nell'altra puntata, che attraverso delle figure delle istituzioni per un terzo evento di una portata un po' più capace, capiente anche, no? Diciamo, e chiaramente cercheremo di contattare tutte le persone in tempi, come dire, non sospetti, ma cioè nell'arco di un tempo che gli permetterà anche di mettere in agenda il nostro evento. Ecco. Allora andiamo a sentire un attimo Dario per capire un po' il suo ruolo all'interno di questa reunion, usiamo questo termine, questa syndication, chiamiamola come vogliamo, insomma, che ha fatto sì che sabato finalmente cali il sipario, anzi si alzi il sipario e sveli effettivamente quello che è la giornata completa. Certo, come ha detto Arianna, ci sta una parte dedicata al fashion. Diciamo, prima parlavo di originalità dell'evento, poi dopo magari spiego il mio ruolo, però cerchiamo di inquadrare bene l'originalità dell'evento. Ci sta questa parte dedicata al sustainable fashion, quindi la moda sostenibile. Ma poi non è solo questo, quindi non è solo questa parte, una parte che dà un'originalità, ci sta la parte dei ventriloqui, poi ci sta la parte della caccia al tesoro, poi ci sta la parte dei video sostenibili, di cui poi io mi occuperò. Quindi è un evento che non è un evento passivo come gli altri, ma è un evento attivo e passivo. Ci sta la copartecipazione delle persone. Quindi è qualcosa, secondo me, di cui se ne vede poco in giro, quindi che ho sempre apprezzato, e secondo me può rappresentare un impatto per quanto riguarda la sostenibilità.
Allora, io a parte il fatto di co-organizzare con Marco e Arianna e Domenico l'evento, all'interno dell'evento avrò due ruoli. Un primo ruolo sarà quello di presentare un film, un progetto che si chiama My Planet First e che riguarda una sorta di film documentario sulla sostenibilità. Abbiamo intervistato 19 persone da tutto il mondo, anche professori di Harvard, professori del MIT, dell'MIT, comunque persone che sono attive nel campo della sostenibilità. Li abbiamo chiamati cosiddetti change maker. E quindi presenterò questo film, un film progetto che darà l'opportunità alle persone che fanno dei propri video sostenibili di inserirli nella piattaforma. E poi noi nel tempo premieremo i film, i video più belli e li inseriremo all'interno di una seconda versione del film. Quindi un mio primo ruolo è quello di presentare questa piattaforma, My Planet First. Ecco, avevamo perso un attimo Marco, probabilmente il collegamento, come si dice in questi casi, era andato a ponente, no? Più che a levante. Quindi dicevo, il secondo ruolo avrò quello di fare da moderatore poi alla tavola rotonda che si terrà in contemporanea alla caccia al tesoro. Quindi avremo nel pomeriggio, dopo il lunch, si farà la caccia al tesoro per i ragazzi e in contemporaneo faremo una tavola rotonda fatta di 7-8 persone, mi sembra, in cui parleremo di sostenibilità e metteremo a terra progetti specifici di sostenibilità. Insomma, mi sembra, da quello che ho capito, già io ho letto il programma, insomma c'è tanta carne al fuoco, no? Marco e Arianna. Arianna, vai, parla tu. Sì, c'è tanta carne e anche vegan, perché giustamente rispettiamo tutti i gusti e le preferenze. Allora ci saranno i saluti, ci saranno le presentazioni ovviamente. Siamo felici di ospitare tante scuole e tante famiglie che Marco ovviamente sul posto ha reclutato. Vorremmo lanciare questo evento e Marco ha dato via a questo contest su TikTok, magari poi dirai tu, farai questo approfondimento. Vorremmo che l'evento diventasse virale proprio per portare consapevolezza. Dal canto nostro abbiamo spinto sulla comunicazione, sui social Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Marco l'ho presidiato molto bene facendo dei video, ha dato via una forza e un'onda incredibile. I vincitori vivranno una bellissima experience in una bellissima casetta particolare, originale in montagna, ma la premiazione sarà più avanti. Per quanto riguarda la comunicazione, ringraziamo tutti quelli che hanno condiviso con noi e reso virale l'evento, i nostri testimonial, i nostri sponsor che ci hanno supportato. Ringraziamo grandi personaggi come Carlo Paris, il dottor Giuliacci, personaggi della TV, ecco, i nostri professionisti, ventriloqui, insomma ci saranno ballerini, ci sarà un ragazzo prodigio che suonerà alla fine, quindi Omar ci sono tutti gli elementi. E ci dispiace che tu non potrai essere con noi, ma magari poi non ti preoccupare, organizziamo qualcosa anche per te. Cercheremo insomma di aprire, come si dice in questi casi, delle finestre informative nel corso della giornata. Io ho previsto una al termine della prima parte e la seconda proprio al termine della giornata per fare un po' riepilogo di quello che è accaduto. Chiaramente speriamo insomma io direi così, ragazzi, se a voi va bene, magari domani, in base anche ai vostri impegni, perché giustamente sia Arianna che Dario dovranno muoversi per arrivare in Friuli e chiaramente non è che stai 5 minuti arrivare da queste parti, però se volete domani magari possiamo fare un altro collegamento nel pomeriggio o la mattina, in base come siete voi con impegni, giusto per ridare un attimo un po' di farina e ricordare insomma l'appuntamento di sabato 11 settembre dal mattino fino alla sera nella splendida cornice della foresta di Tarvisio. Non so, in base anche ai vostri impegni, ragazzi.
Allora io la vedo un po' complicata perché mi dovrò spostare e il viaggio è lungo, anche penso anche per Dario. Forse Dario parte più tardi. Dario, a che ora parti? Dici Sì, l'aggiornamento. io parto alle 15:30, quindi No, però allora forse Dario diciamo, riesce, non lo so. però con la faccenda pure del tampone, tutte le cose, scendo presto da casa, quindi per la 12:30 io scendo da casa, quindi dovremmo farlo la mattina presto. Certo. Io devo Marco preparare la invece, valigie, sì, Omar. immagino, Quindi, immagino. quindi sarò molto impegnata, mi Allora, dispiace. Mi trovate già io, lì. io direi una cosa del genere. Potremmo provare a collegarci, dato e considerato che io domani mattina devo essere all'agriturismo Prati di Oettinger perché monteremo il palco. Quindi potremmo fare una prova, Omar. Anche per fare una prova tecnica per vedere insomma come il segnale arriva da Sì, quelle sì, parti. volentieri, sì. Ecco, e così E- vediamo se eventualmente c'è da potenziare o meno il segnale, no? Come si dice in questi casi. Bravo, Sì, esatto, assolutamente. siccome Io io vorrei tra fare. poco, Dimmi. tra poco vi devo abbandonare perché ho un'altra riunione di lavoro, allora, innanzitutto volevo continuare pure con i ringraziamenti di Arianna, ringrazierei anche tutti gli sponsor che ci hanno permesso di fare questo evento, sia economicamente che materialmente. Questa è una cosa che va tenuto conto. Diciamo l'ultima originalità dell'evento, un'altra originalità dell'evento a cui ci terrei è che questo evento non si ferma là, non è un evento che finisce là, è un evento che avrà un seguito da un punto di vista comunicativo e da un punto di vista operativo, anche perché con Marco stiamo cercando di creare una piattaforma che colleghi le imprese che che operano in modo sostenibile, in modo da poterle dare mercato sia a livello italiano che a livello internazionale. Però è un progetto questo che porteremo avanti nel corso della fine del 2021 e nel 2022. Quindi è un evento che avrà un seguito. Sì, aspetto Marco che dice la sua, poi magari mi scollego perché ho una riunione. Beh, ma anche Sì. noi siamo praticamente in chiusura, lo dico subito perché fra mezz'ora avremo un'altra diretta su Friuli TV, questa volta parleremo di sport e avremo ospite Giada Rossi, la campionessa paralimpica di tennis tavolo, che sarà ospite proprio qui nei nostri studi intorno alle 15:40 per fare una diretta con lei. Forse, eccoci qua, forse ci siamo. Ti abbiamo Perché abbiamo perso un un problema di attimo, linea, Omar. parlavamo di linee e le linee fanno le bizze, come si dice in questi casi. Ecco, non so Marco se tu mi ricevi. Sì, ti ricevo. Mi sentite? Sì, Eccoci, ok. ecco, era andata via la linea proprio, tanto per rimanere in tema. Ok. Allora, no, io prima di chiudere volevo ringraziare le autorità e in buona sostanza i sindaci di Malborghetto e Tarvisio. In questo senso, non solo i sindaci, ma tutta la comunità e anche gli assessori che si sono dedicati e messi al servizio anche per aiutarci nel loro piccolo, perché chiaramente questi sono comuni che anche loro hanno parecchie difficoltà, se vogliamo, ecco perché anche l'evento qui. Ma poi vorrei anche ringraziare gli ospiti della tavola rotonda, anche se purtroppo per questioni di salute non ci potrà essere quest'anno il professor Nicola Conenna, quindi segue il professor Paolo Molinari, l'ingegner Marco Baudino, Marco Zarutto, Daniele Verardo e poi ci sono io sostanzialmente che avrò una sorpresa anche in questi termini che sto portando avanti sia con l'associazione Green Hydrogen Project che con il comune di Tarvisio, ecco, in termini proprio di europrogettazione e di innovazione in termini su un tema come l'energia. Bene, Arianna, ti passo la parola anche per un saluto da parte tua. Sì, allora ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato e allora ci vediamo presto e diamo un saluto anche ai tuoi follower, alle tue fan
e ai fashion addicted, Omar, Certo. che seguono Friuli TV. Quando hai detto le fan, neanche Chiara Ferragni, insomma. Ecco, aspettiamo anche lei, ovviamente. Certo. Non si sa, magari sta guardando, Non si sa. sai com'è. Infatti. Perché la rete si espande, come si dice in questi casi. Assolutamente Bene, io ringrazio gli ospiti, in bocca al lupo, come si dice in questi casi, per l'evento. Ricordo ancora, sabato 11 settembre, dalle prime ore dell'alba, dalle 9, 8:45, 9, fino al primo pomeriggio, insomma, ci sarà questa importante iniziativa all'interno del bosco della foresta di Tarvisio per parlare di ecosostenibilità, la marcia ecosostenibile, insomma, della sostenibilità, proprio per parlare a 360 gradi, perché si parla tanto, ma poi alla fine si fa poco. E invece questi eventi servono proprio a dare un'ulteriore spinta affinché la fiammella, come si dice, non vada a spegnersi. Io ringrazio anche i nostri amici e amiche per la visione all'ascolto. Non resta che darvi appuntamento per coloro che guarderanno Friuli TV fra una mezz'oretta circa per la diretta sportiva con noi ospite in studio qui a Zoppola Giada Rossi, campionessa paralimpica di tennis tavolo, zoppolese doc, come si dice in questi casi, con la quale insomma dialogheremo e andremo a conoscere, diciamo così, a capire quelle che sono state le emozioni olimpiche di Tokyo 2020 da parte dell'atleta pordenonese. Grazie ancora a tutti voi, non resta che augurare un buon proseguimento di giornata e alla prossima. A tutti. Ciao a tutti. Piano piano, tutti Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.